Ben ritrovate Cattoliche dintorni, un aperitivo con le associazioni di volontariato che operano sul territorio bresciano. È stata questa l'iniziativa dell'Osservatorio sul volontariato dell'Università Cattolica per sensibilizzare i giovani universitari a prestare un po' del loro tempo per aiutare gli altri. Vediamo insieme il servizio. Siamo con il professor Pati che organizza questa giornata che ormai è arrivata a qualche anno di organizzazione. Quali sono le finalità in particolare? La finalità principale direi che è quella di sensibilizzare il mondo universitario a prendere dimestichezza con la realtà associativa del volontariato. Ormai sono tanti anni che qui in Università Cattolica è nato l'osservatorio sul volontariato e nell'ambito di questo osservatorio abbiamo avviato tutta una serie di ricerche, di lavori. L'intento di una giornata come questa è non soltanto di tipo informativo ma anche formativo. Il volontariato è importantissimo per i giovani perché sollecita i giovani a riflettere sulla propria dimensione esistenziale e quindi a toccare con mano i vari aspetti della vita, i vari aspetti dell'esistenza e a effettuare opportune scelte di vita. Maria Paola Mostarda, organizzatrice di questo evento all'interno dell'Università Cattolica. Come è stata organizzata questa giornata e quanto è importante per la nostra università? Per la nostra università pensare al volontariato, occuparsi di volontariato, studiare il volontariato, fare formazione al volontariato per noi è davvero essenziale e poi è un'anima così vicina, così affine, così fratello e sorella del nostro essere università cattolica che davvero è quasi ovvio il senso e il perché. È un'esperienza molto gratificante, bisogna farla per provarla e veramente ti restituisce tanto, fai tanto, giochi, scherzi, fai compagnia, quello di cui hanno bisogno, non vogliono grandi cose, vogliono un po' di compagnia e torna tutto indietro. Attraverso questo progetto che si chiama Piacere Avis e tu, realizzato dalla nostra università, dall'Università Cattolica di Brescia insieme all'Avis provinciale di Brescia, intende promuovere la solidarietà e il volontariato e in particolare la donazione del sangue nelle scuole di ogni ordine e grado. Questo per noi è un punto di riferimento importante perché appunto i giovani sono quelli che vuoi perché acquisiscono la patente a breve, vuoi perché magari ce l'hanno già in mano, però devono captare che appunto che la strada non è uno scherzo. Dobbiamo farlo in tanti modi, noi abbiamo esposto anche delle fotografie anche pesanti, dunque dobbiamo in tanti modi diversi sensibilizzare i giovani e sicuramente l'università è un buon punto di riferimento di informazione. È molto bello impegnarsi per gli altri, al di là di mille retoriche che si possono dire, è molto bello poter essere per l'altro perché dà soddisfazioni e premi, evidentemente non magari materiali ma in termini di felicità e di gioia acquisita che molte altre cose non portano. Cerchiamo di aggregare tante associazioni di volontariato perché portino non solo i loro dépliant, non solo i loro volantini, che quelli ormai li conoscono tutti, ma portino qui delle piccole esperienze da far fare a tutte le persone che passano di volontariato e quindi trasformino le persone che passano, che magari possono conoscere il volontariato come nome, a fargli scoprire che fare volontariato è molto bello. La Biblioteca di Storia delle Scienze Carlo Viganò compie 40 anni e domani, sabato 20 aprile, a partire dalle ore 10, la sala polifunzionale ospiterà un convegno per ripercorrere le vicende della preziosa raccolta di libri antichi. Ma chiediamo ora al professor Pierluigi Pizzamiglio, direttore della Viganò, quali sono i tesori nascosti. Don Pierluigi Pizzamiglio, lei è il direttore della biblioteca Viganò, che quest'anno compie 40 anni. Che cosa contiene, che tesori contiene questo spazio? Dunque, la biblioteca contiene 10.000 volumi, 5.000 antichi e 5.000 moderni, che riguardano la storia delle scienze matematiche e fisiche in particolare. Di questi 10.000 volumi, i 5.000 antichi sono stati in parte riprodotti con dei fondi europei, quindi ormai è conosciuta a livello europeo e mondiale proprio per la ricchezza documentaria che raccoglie. Qual è il libro più prezioso che avete in questa biblioteca? Noi abbiamo alcuni preziosi per rarità,
perché ad esempio qui dietro le mie spalle ce n'è uno, questo qui, di cui esistono 3 esemplari soltanto sulla faccia della terra. Altri invece sono importanti perché sono opere collegate l'una all'altra, per cui per uno studioso, per dire, è importante quando in un'opera si cita un'altra opera, anche quell'altra opera noi ce l'abbiamo. Chi utilizza questi libri? Dunque, naturalmente i primi fruitori sono gli studenti nostri, perché essendo in Cattolica, specialmente i miei studenti del corso, perché io tengo il corso di storia e matematiche, e molti di loro, oltre per gli studenti del corso che vengono a fare le lezioni anche qui, ci sono anche quelli che fanno le tesi di laurea sui libri, e sono tutte tesi originali, perché questi libri la maggior parte nessuno li ha mai studiati, quindi le tesi che facciamo spesso le pubblichiamo per questa precisa ragione. Oltre ai nostri studenti, naturalmente ci sono gli studiosi che vengono da tutte le parti del mondo. Come avete fatto a ottenere tutte queste copie? Ecco, infatti appunto si chiama Biblioteca Viganò perché chi le ha raccolte era l'ingegnere Carlo Viganò, nato nel 1904 e morto nel 1974, che ha raccolto, facendosi consigliare dagli esperti, naturalmente storici, ma lui stesso era esperto nella storia della matematica e fisica, ha raccolto questi 10.000 volumi e proprio personalmente, pensate, prima di morire, 2 anni prima di morire, cioè nel 72, ha portato in Cattolica la sua biblioteca personale, che è questa qui, l'ha collocata qui da noi. Sabato 20 aprile festeggerete il 40° anniversario di questa biblioteca. Ci sarà anche un omaggio particolare a Galileo Galilei, giusto? Certo, perché appunto noi abbiamo voluto farle coincidere nella celebrazione anche la circostanza che oltre i 40 anni dalla Viganò ci sono anche i 400 anni di anniversario del fatto che il grande Galileo Galilei ha pubblicato quell'opera sulle macchie solari. E le macchie solari venivano ritenute allora nella fisica aristotelica come dei fenomeni meteorologici, cioè erano delle nubi che oscuravano la visione del Sole. Invece Galileo, giustamente, disse che le macchie solari sono sul Sole, quindi il Sole non è perfetto come pretendeva Aristotele, ma è sporcato in qualche modo da queste presenze. Naturalmente gli contestarono subito la cosa, ma aveva ragione lui naturalmente nel riconoscere che le macchie solari erano dei fenomeni astronomici e non meteorologici. E ora spazio alla rubrica Libri in pillole. I was born on the West Coast, the land of milk and honey. I robbed my first bank at 15 because, man, I needed the money. Oh, man, I needed the money. I went on the run after that and I learned about the outlaw trade. I made it down to Mexico and back. I never spent a day in jail. No, I never spent a day in jail. Just like the tumbleweed blowing, I kept moving along, yeah. I heard the call of the wild, I had to learn right from wrong. And just like that Ogni anno più di 36 milioni di persone muoiono di fame nelle zone più povere del nostro pianeta, mentre nelle zone più ricche una persona su 10 è obesa. L'obesità è diventata ormai un'epidemia globale, ma non colpisce solo le zone di popolazione più ricche, ma anche quelle più povere, perché le persone più svantaggiate economicamente tendono a consumare cibi più grassi e meno frutta e verdura. In questo libro i 2 autori ci danno validi consigli per prevenire l'obesità o imparare a curarla. Questo è Obesità di Ottavio Bosello e Massimo Cuzzolaro. Quant'è difficile non cedere alla tentazione o alla comodità di comprare merendine e cibi pronti per i propri figli in un'epoca e in una società come la nostra che non ci lascia più neanche il tempo di cucinare. In questo libro Gigliola Braga ci guida in un viaggio alimentare molto importante per il benessere nostro e dei nostri figli. Aiuta i genitori ad orientarsi tra i supermercati e le offerte alimentari che il mercato ci propone. Un libro pieno di consigli e suggerimenti pratici per il nostro benessere e quello della nostra famiglia. Questo è L'alimentazione giusta per tuo figlio di Gigliola Braga.
Che cosa c'entra la felicità con il cibo? Tantissimo, se consideriamo che mangiare bene ci fa stare bene e ci fa crescere meglio. Imparando a mangiare nella maniera appropriata e a conoscere i cibi che assumiamo, si allargano i nostri orizzonti e si arricchisce la nostra cultura. Per chi la cucina è legata alla storia, alla geografia, all'economia, alla botanica, alla zoologia. E questo libro ci apre la mente, migliorando la nostra educazione alimentare e culinaria e facendoci stare bene a tavola e non. Questo è Con gusto, educare alla felicità attraverso il cibo di Sara Marconi e Francesco Mile. When I died, my soul went to heaven 'cause I spent my time in hell, yeah. At the end of the day, the existential... Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su YouCat. Grazie per essere stati con noi.